Mister, oggi ti anticipiamo noi, non si può dire niente alle ragazze perché hanno fatto tantissimo per restare in partita e lo si è visto sul campo. Peccato che si parte sempre con l'handicap. Oggi posso dire alle ragazze brave, solo dire brave e sono orgoglioso di allenare, di aver avuto la possibilità di allenare un gruppo del genere, perché oggi veramente tanta roba. Giocavamo contro la prima della classe che ha vinto meritatamente il campionato e è venuta qui a giocarsi la partita. Hanno più qualità di noi, si vede, hanno più esperienza di noi, si vede. Noi abbiamo cercato di ribattere colpo su colpo e ci abbiamo messo il cuore. Oggi abbiamo dimostrato che siamo veramente tornati la vecchia Permac Vittorio Veneto di inizio metà stagione, dove era veramente difficile affrontarci e giocare contro di noi. Oggi veramente tanta roba. Seppur in grande difficoltà a livello del collettivo, perché mancavano parecchie titolari, diciamo. Comunque anche chi è entrato ha saputo rispondere egregiamente, posso dire sinceramente, all'ingresso in campo. E questa secondo me è la forza di una squadra, la forza di essere un gruppo di ragazze giovani con poca esperienza, però un gruppo, una squadra che va in campo e al di là di chi ci va in campo ci si mette sempre comunque l'anima, ci si mette sempre qualcosina in più. E oggi hanno dimostrato le ragazze una volta di più che prima c'è il noi, prima c'è la squadra e poi viene l'io. C'è la passerella finale sabato alle 18:30 a Trieste, al Nero Rocco, uno stadio spettacolare, possiamo dire così, come è stato quello di Ferrara, per ricevere questo match dell'ultima giornata del calcio femminile di Vittorio Veneto contro Triestina. Una passerella, come dicevamo, soprattutto per Laura Tomasella. Sarà una passerella, andiamo a giocarci la partita prima di tutto, andiamo a giocarci una partita vera, consci delle nostre capacità, delle nostre possibilità, anche se siamo in formazione rimaneggiata a causa infortuni, e andiamo lì per giocare. Poi a fine partita faremo la passerella per una vera bandiera della Permac Vittorio Veneto, Laura Tomasella, alla quale devo dire solo grazie per la stagione che ha fatto dentro al campo, nello spogliatoio, in ogni momento. Ha contribuito non poco a far crescere le ragazze, a far crescere la squadra, a farla diventare una squadra.